Buongiorno, bentrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione in questo lunedì ricco anche di cronaca, ma non solo. Torneremo a parlare di politica, prima naturalmente la pagina sia dei furti che purtroppo degli incidenti stradali. Torneremo anche sul dramma di Rovigo, la morte di mamma e bimbo rinvenuti senza vita in un laghetto, ma andremo anche all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova. Dunque davvero tanti temi in questa giornata. Poi vi lanceremo anche il sondaggio in vista di Ring questa sera dalle 21 su Antenna 3 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Prima di tutto però è già pronto il nostro Cristian Arboit che si trova a Volpago del Montello insieme a Nicoletta Rizzetto, perché i furti, lo sappiamo, non si fermano, furti che riguardano tutti i settori, anche le aziende con mezzi razziati. In questo caso i ladri non si sono davvero fermati davanti a nulla, no Cristian? Buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Non si fermano davvero davanti a nulla e quello che vi raccontiamo è un colpo che forse serviva per portare a termine un altro colpo, un maxi colpo. Fatto sta che ci troviamo in via Schiavonesca Vecchia tra Volpago e Giavera del Montello con Mustafa e Edis Fodolovic, che sono titolari di Edi Costruzioni, un'azienda che si occupa di costruzioni e che questa notte hanno avuto una visita del tutto inattesa, visita che è iniziata così, con la recinzione divelta. I ladri si sono introdotti da questa recinzione che prima appunto hanno divelto, e poi signor Mustafa che cosa hanno fatto? Sono entrati dietro la casa, hanno caricato roba che gli serviva tra varie attrezzature che c'erano comunque già anche sopra furgone, e sono partiti. Come sono partiti? Sono passati anche sopra la siepe con furgone e sono riusciti a scappare via. Allora signor Mustafa, possiamo entrare e ci può mostrare un attimo la logistica? Passiamo attraverso la siepe, siepe che di fatto non è stata... No, non è stata rovinata perché giustamente passando sopra lei torna alla posizione normale, non è stata rovinata. Mentre si vedono le tracce a terra. Esatto, quello che mi ha scioccato, quello che mi ha stupito è giustamente il coraggio di entrare in una casa e rubare oltre i furgoni anche attrezzatura, perché questo non è normale secondo me. Ecco, vi diamo un attimo le spalle perché raggiungiamo la zona appunto del furgone, del ripostiglio, dove nella notte verso le 2 hanno operato questi delinquenti, il tutto in maniera particolarmente silenziosa, perché né il signor Mustafa né Edis né la moglie si sono resi conto di quello che stava accadendo, nonostante poi a un certo punto sia stato messo in moto anche il furgone, questo furgone che adesso Nicoletta inquadra. E fortunatamente, ringraziando anche i carabinieri, siamo riusciti a recuperarlo anche velocemente. Purtroppo scappando via si sono trovati in mezzo al campo, che si sono impantanati e purtroppo hanno abbandonato il mezzo che siamo riusciti a recuperare. L'attrezzatura, una parte i carabinieri l'hanno recuperata, una parte è finita chissà dove. Ecco, quindi alle 2 di notte questi delinquenti che si introducono all'interno dell'abitazione azienda dei Fodolovic e appunto si concentrano su questo mezzo, sul cassone Edis c'era dell'attrezzatura molto costosa. Sì, c'era dell'attrezzatura molto costosa, parte dell'attrezzatura è stata tolta dal cassone e messa nella cabina, cose molto mirate tipo flessibili, trapani eccetera, come se dovessero entrare da qualche altra parte, e invece il resto non sappiamo che fine abbia fatto perché non c'è più e non è stato ritrovato. Ma era un cassone molto pesante, era circa 200 kg, per cui non credo lo
possono aver spostato a mano. Tra l'altro, Edis, ecco, mostraci anche questa telecamera, perché poi un uomo in particolare con un cappellino è entrato anche in questo ripostiglio nel magazzino e ha abbassato la telecamera. Sì, lì abbiamo messo una piccola telecamerina giusto per vedere il dietro della casa prima di mettere il sistema vero e proprio di videosorveglianza, ed è stata abbassata a tal punto che quando lui passa a fianco alla macchina e c'è il suo riflesso sulla macchina, lui si gira, si accorge del riflesso e si gira e continua verso il furgone dopo. Allora, fatto sta che prendono la via, Sì. loro escono dalla recinzione di Velta e si dirigono verso Villorba, verso la zona di Pinarello. È qui che viene ritrovato questo furgone alle prime luci dell'alba. Voi venite tirati giù dal letto dai carabinieri alle 5. Sì, esattamente sì. Veniamo tirati giù dai carabinieri verso le 5, ci chiedono se il nostro furgone è a casa, ma non lo vediamo, e ci dicono che è su uno dei campi a Villorba, zona Pinarello. E quando siamo arrivati sulla zona c'erano già dei carabinieri dietro a Pinarello con un altro tir targato Brescia, che penso sia stato rubato anche quello, e poi un vigilante, mentre passava dietro a Pinarello, li ha visti, loro hanno preso il nostro mezzo e sono scappati sui campi, che dopo si sono impaltanati e sono scappati ai piedi, credo. Quindi il terribile sospetto, anzi la cauta certezza, è che tutto fosse pronto per un maxi colpo lì da Pinarello o comunque nelle zone limitrofe, in qualche industria limitrofa. Vista l'attrezzatura selezionata e lasciata nella cabina, è facile trarre conclusioni pensando che stessero puntando a Pinarello. Ecco, perché tu hai visto appunto questo tir che era stato rubato da Brescia proprio vicino, quindi probabilmente un tir che serviva a caricare Le la biciclette o a sfondare anche la vetrata per entrare e dopo magari usare il nostro mezzo per scappare. Ci sono tante ipotesi e poche conclusioni al momento. Tante ipotesi, dici bene. Edis, Mustafa, che cosa resta? Sono ammaricato, deluso tanto, perché quando ti entrano a casa a rubare non è mai una bella cosa. Io semplicemente lavoro, attrezzatura che hanno portato via, potevano anche semplicemente chiedermi qualcosa, io gliel'avrei dato sinceramente, ma lasciami almeno attrezzatura che possa lavorare. Non mi serve questo. Perché e lei era pronto a lavorare, doveva partire per un cantiere. Sì, noi prepariamo attrezzatura domenica sera o domenica per lunedì partire, tutto qui. E quindi avevano già tutta roba caricata, pronta, bastava che prendessero il furgone e andavano via. Questo hanno fatto alla fine. Sapevano dove colpire. Sapevano esattamente. È un colpo programmato secondo me, già studiato nei minimi dettagli. Sapevano tutto. Quindi secondo me conclusione sarebbe questa. E questo inquieta ancora di più. Purtroppo sì, mi dispiace un sacco per mio papà perché fa tanta fatica e prepara tutto, magari essendo preparati noi e carichiamo tutte le batterie degli avvitatori eccetera ed era tutto pronto, quindi letteralmente sono passati in ferramenta, si sono presi quello che serviva e sono andati via. Merce per un valore di... Nessuno si è fatto male, quello è fondamentale. Sì. Comunque si ritrovava davanti, è la solita domanda che si fa in questi casi. Non so. Perché voi eravate appunto a letto. Sì, io non saprei, non posso darle risposta al momento, non saprei, le dico quello che vedo. Fortunatamente ero a letto, non hanno toccato la casa, hanno toccato solo l'attrezzatura e quello è una cosa. Lei voleva ringraziare i carabinieri. Sì, devo ringraziare i carabinieri che sono stati veramente gentilissimi, ci hanno assistito in una maniera eccellente. Io devo sempre ringraziare i carabinieri, veramente, perché hanno recuperato il mezzo, hanno recuperato una buona parte di attrezzatura e mi hanno svegliato al mattino, nel senso, guardi che l'hanno rubato il furgone, e questo è stato un buon risultato, se posso dire questo. Devo ringraziare, ripeto, i carabinieri di Maser, di Villorba, di Volpago, che sono stati a nostro fianco.
Grazie signor Mustafa, grazie Edis. Per il momento è tutto dopo il pago del Montello. Lina con Nicoletta Rizzetto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristiana Arboit e Nicoletta Rizzetto. Allora questa la vicenda accaduta, lo avete sentito questa notte, poi ulteriori informazioni anche nei telegiornali di questa sera. Noi ci spostiamo per un altro gravissimo fatto di cronaca a Vicenza col nostro Mirko Cavallin che si trova sul luogo di un incidente che si è rivelato poi purtroppo mortale. Un signore poco più che settantenne travolto da un'auto che non si è fermata lì per lì, ma c'è stata una sorta di inseguimento di questo pirata che è stato bloccato poco dopo. Mirko, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Con Andrea Benetti sono in via Zampieri sull'attraversamento pedonale Le Zebre che verosimilmente questo signore di 74 anni, residente qui nel quartiere di San Lazzaro, stava utilizzando ieri sera intorno alle 19:30. Un'automobile, i residenti parlano di un'automobile che si sentiva correre ad altissima velocità sgommando in tutto il quartiere, appunto lo ha travolto. Qui già si vedono i segni dei rilievi lasciati dalla polizia locale di questo incidente. L'anziano è stato sbalzato ad una quindicina di metri di distanza, appunto facendo questi passi. Vi portiamo poi sul posto dove il corpo di questo anziano è stato poi soccorso dai sanitari del SUEM. Codice rosso all'ospedale San Bortolo. Purtroppo nel giro di poco questo anziano ha perso la vita e quindi, oltre all'omissione di soccorso che c'è comunque stata, perché qui non ci sono segni di frenata e questo conducente, un uomo del 78, quindi 48 anni, è scappato, quindi non solo omissione di soccorso ma a questo punto anche omicidio stradale. Ripeto, i residenti parlano di questa vettura che correva, da quanto risulta l'uomo non era in preda né ai fumi dell'alcol né a sostanze, secondo i primi rilievi, ma ovviamente ulteriori accertamenti andranno fatti. Come dicevi, sono stati proprio i cittadini a tentare di inseguire quest'uomo. È stato fermato poi poco lontano in viale Verona, qui nel quartiere di San Lazzaro, dopo che aveva anche urtato altre macchine parcheggiate nella zona. Qui siamo in una zona di uffici, ci sono le poste, c'è una banca, ci sono associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate, ci sono anche molti condomini e proprio dalle finestre di questi condomini alcuni hanno proprio sentito l'urto sordo che poi ha sbalzato questo anziano qui dove noi ci troviamo. Ulteriori dettagli ve li daremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Questa vittima è solo l'ultima di una serie di incidenti che sulle strade di Vicenza si stanno verificando. Appena pochi giorni fa ancora viale Fratelli Bandiera, nella zona dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, al centro delle polemiche, anche lì con un attraversamento pedonale, ma tanti automobilisti che non lo rispettano, come ci spiega nel servizio Luisa Pertini. E poi linea allo studio. Via Fratelli Bandiera, zona San Bortolo, area trafficata in cui si sono registrati diversi incidenti negli anni che hanno coinvolto ciclisti o pedoni, l'ultimo dei quali la scorsa settimana all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza di Parco Astichello. Di qui la richiesta all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza l'area, percorsa soprattutto da cittadini che si recano in ospedale o dal personale sanitario. Tra le proposte sul tavolo, il sindacato degli infermieri Nursind chiede l'installazione di un semaforo pedonale. Ci troviamo in prossimità di quello che è anche il parcheggio dei dipendenti che vengono da lontano, che hanno assegnato questo posto, e pensiamo ci sia la necessità assoluta di un semaforo pedonale. Anche questa mattina, passando alle 7:30, un ragazzino ha rischiato di essere travolto per l'attraversamento lungo delle 4 corsie, e quindi riteniamo che sia per l'utenza che per i dipendenti si debba trovare una soluzione per mettere in sicurezza assolutamente questo viale. E proprio chi la percorre quotidianamente ne segnala la pericolosità e sottolinea l'esigenza si mette in sicurezza un nodo viario così delicato. Per me servirebbe un semaforo, a volte metto la macchina qua al parcheggio e attraverso la strada ma guardo
e faccio segnale qua a mano se si fermate, perché diventa pericoloso, soprattutto anche là nelle celle mortuorie. Lì proprio non si vede perché mettono proprio le macchine nel parcheggio vicino e lì se non stai attento a guardare assolutamente succede qualcosa ed è pericoloso. Infatti è successo incidenti qua ma anche tante altre parti, ogni giorno succede. Sì, non c'è un semaforo o qualcuno che ci sia nei momenti diciamo più frequenti, per esempio a mezzogiorno vengono fuori i ragazzini, penso di sì. Questo dunque il report da Vicenza con l'ennesima vittima della strada purtroppo. Allora prima di andare al prossimo collegamento chiederei cortesemente alla regia di mostrarci il tema del sondaggio di quest'oggi in vista come detto di Ring dalle 21 questa sera su Antenna 3. Si parlerà di politica e di governo. Meloni, elezioni anticipate a ottobre, cosa ne pensate di questa tentazione che potrebbe prendere proprio il governo Meloni in questi giorni alle prese con gli strascichi post referendum e con la vittoria del no sul quesito sulla giustizia che ha causato un vero e proprio terremoto politico nella maggioranza di governo? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Se ne parlerà insieme ad altri temi questa sera, ne parleremo più tardi anche con i nostri ospiti di prima edizione appartenenti ai due partiti che sono sotto i riflettori in questo momento, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma ne parleremo tra poco e restiamo alla cronaca. Adesso andiamo a Cassola perché è lutto nel comune del Bassanese per la morte di un giovane alpinista, Federico Giubilato, travolto da una valanga in Tirolo. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato e Tommaso Migot perché naturalmente la famiglia ha subito questa tragica perdita, così come la comunità, ed è l'ennesimo tributo alla montagna purtroppo di quel territorio. Vanessa. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, purtroppo è l'ennesima vittima della montagna e tra l'altro l'ennesima persona che perde la vita in montagna, che viveva proprio nel territorio a cavallo tra Cassola e Romano Dezzelino. Avrebbe compiuto 42 anni oggi Federico Giubilato, che è stato travolto mentre si trovava in Tirolo e stava facendo sci d'alpinismo fuori pista da una slavina. È stato trovato, pensate, sotto 1,5 metri di neve. I sanitari sono arrivati con l'elicottero, hanno provato il tutto per tutto per riuscire a salvare la vita al 42enne ingegnere meccanico, ma per lui non c'è stato nulla da fare. È rimasto ferito anche un amico, fortunatamente solo in maniera lieve, che è rimasto anche lui travolto dalla slavina, ma è riuscito insomma a trarsi in salvo. Quello che fa riflettere è che Federico Giubilato nello specifico era un grande amante della montagna, un grande amante degli sport estremi, ma l'hanno definito tutti quanti come una persona molto meticolosa e molto attenta, nel senso che non lasciava mai nulla al caso, per quanto fosse appassionato. Potrebbe sembrare quasi una cosa che cozza la sua grande passione per gli sport estremi, però sempre portati avanti con la massima attenzione, anche se poi c'è da considerare il fatto che in montagna la certezza della sicurezza al 100% non ci sarà mai, soprattutto anche in questi ultimi tempi a causa degli sbalzi del clima, a causa delle temperature che continuano a cambiare. Queste valanghe slavine sono molto più frequenti. La conferma arriva proprio dalle purtroppo numerose vittime che continuano a registrarsi sulle nostre montagne. E tra l'altro abitava proprio in questa abitazione Federico Giubilato. Siamo in via Dante Alighieri, San Giuseppe di Cassola. All'interno c'è la famiglia, all'interno ci sono tanti amici che continuano ad arrivare, ma si sono davvero chiusi nel più stretto riservo, chiusi in un dolore che non si può neanche immaginare. Si diceva tante vite da questo territorio che sono state date alla montagna, appunto Federico Giubilato sabato pomeriggio, ma il 7 febbraio scorso Alex Ferronato
che viveva a Romano Dezzelino, morto in Marmolada. Nel 2025, nell'ottobre, Stefano Farronato, morto a 51 anni in Nepal. Nel 2024 Manuel Roberto, che morì a soli 32 anni sul lago Rai. Questi sono soltanto le ultime giovani vite che sono state appunto lasciate sulla montagna, che appartenevano a questo territorio. Anche il sindaco che abbiamo raggiunto telefonicamente, Gian Antonio Stangerlin, ha espresso tutto il suo cordoglio per la famiglia di Federico Giubilato, una famiglia molto conosciuta in paese e non solo, perché tra l'altro i nonni avevano gestito per anni un negozio di sport a Bassano. Il papà aveva appunto questa attività legata al ciclismo. Per il momento, Lina, da San Giuseppe di Cassola è tutto, ti ricedo la linea. Grazie alla collega Vanessa Banzato sul posto, lo avete sentito insieme a Tommaso Migot. Noi torniamo su un'altra grandissima tragedia, quella di Castel Guglielmo. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti rispetto alla morte di mamma e bambino trovati in un laghetto artificiale. La pista su cui si battono gli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio, il gesto volontario della mamma che si sarebbe tolta la vita e avrebbe portato con sé anche il proprio bimbo. Ma nulla viene ancora escluso, nemmeno la tragica fatalità che possa invece essere scivolata nell'acqua con il figlio in braccio, anche a causa del fango presente nella zona dopo le abbondanti piogge delle scorse ore. Mamma e figlio, di origini cinesi, sono stati recuperati dai vigili del fuoco nel laghetto di Castel Guglielmo, una zona di campagna all'imbocco della Transpolesana, non lontana dalla zona industriale. I corpi vicini l'uno all'altro. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio. L'indagine è a carico di ignoti e si tratta di un passaggio necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Quello che pare ormai certo è che non si sia trattato di una morte violenta, perché sui corpi di mamma e figlio non c'erano segni di contusioni dei primi accertamenti. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico per stabilire le cause della morte. La mamma aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto 1 lo scorso dicembre. Entrambi vivevano a Castel Guglielmo. Alcuni testimoni hanno riferito di averli visti nei pressi del laghetto. La donna spingeva il passeggino, ritrovato lì a pochi passi dalle acque in cui sono stati trovati i morti entrambi. A dare l'allarme è stato proprio un passante che ha visto i 2 corpi nel laghetto. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. E un altro dramma si è consumato alle scuole Mantegna di Treviso, con un 32enne precipitato dal 3° piano. Grande sconcerto naturalmente in città. Una persona splendida, lo ha ricordato Ivan Scremin dell'associazione Il Filo di Simo. Questa mattina mi sono svegliato verso le 5, ho visto delle ambulanze e la polizia nel luogo, non ho capito bene cosa fosse successo, però mi è sembrato un po' strano perché ho visto diversa gente a quell'ora della notte, non è sicuramente usuale. La mobilitazione, per quanto discreta, di uomini e mezzi non è passata inosservata qui in via Cornelio Graziano a Treviso, dove nella notte un 32enne italiano residente poco distante si è lanciato dal 3° piano della scuola Mantegna dopo essersi introdotto nel cortile della scuola, forse scavalcando la recinzione. Il volo di diversi metri gli è stato fatale, inutile ogni tentativo di soccorso. E sinceramente non ci potevamo aspettare fosse un fatto così grave, che fosse accaduto qui. Lascia molti interrogativi. Ma sicuramente lascia molti interrogativi. Un gesto che ha scosso in tanti. Amici e conoscenti lo descrivono come un ragazzo sorridente, persino esuberante. Un altro angelo dalla pelle sottile, dice Ivan Scremin, che in nome del figlio Simone, morto suicida 5 anni fa, porta avanti il Filo di Simo, associazione che si occupa di prevenzione del suicidio, centinaia le persone assistite. Il 32enne, morto alle scuole Mantegna, e Simone erano amici di lunga data. Proprio le Mantegna erano un luogo di ritrovo loro e della compagnia. Difficile, anzi impossibile, stabilire relazioni. Simone si trovava spesso, quando era ragazzo, era un punto di ritrovo quella scuola. Era un ragazzo stupendo, un ragazzo come tutti questi ragazzi che in questo momento stanno attraversando dei momenti molto difficili e non trasparisce la loro sofferenza, ed è questo che ci deve far riflettere per trovare dei meccanismi che ci permettono di arrivare prima che questa strada termini. Abbiamo sentito qualche suo amico e sono rimasti scioccati.
perché questo è un evento che sciocca. Per Scremin è l'ora di una presa di coscienza collettiva che deve riguardare istituzioni, scuola, società civile. Io credo che parlare, specificare, continuare a parlare in maniera aperta di suicidio aiuti le persone prima che facciano il gesto a fare delle riflessioni. Noi quando facciamo gli incontri, e mi dispiace che agli incontri non ci siano tantissime persone, ma ci accorgiamo che terminati gli incontri, soprattutto quando parliamo nelle scuole, ci sono le persone, i ragazzi che ci avvicinano e ci dicono: guardi, noi sentiamo più o meno quello che sentiva Simone e non sappiamo cosa fare. Ecco, questo significa arrivare prima. Questa dunque la vicenda che si è consumata a Treviso. E poi c'è la rissa di via Zorzetto di sabato sera con una raffica di denunce e provvedimenti di allontanamento. Lì siamo in zona rossa già da diverse settimane, rissa a pochi passi dal PAM e su cui continua le proprie indagini la questura. Urla, botte, lanci di bottiglia, sono queste le sequenze di un ordinario sabato sera di follia in centro città, nel quadrante caldo di Piazza Borsa, piena zona rossa, con la questura di Treviso che ha visionato telecamere e raccolto testimonianze per circoscrivere una rissa che non è certo passata inosservata. L'area, arcinota alle cronache, è quella a ridosso del PAM. Qui una banda di giovani ha dato il peggio di sé, prima urlando e disturbando i passanti, poi venendo alle mani. Nemmeno l'arrivo congiunto di agenti delle volanti e pattuglie dei carabinieri ha fatto desistere i violenti. Ci sono volute calma e professionalità per calmare gli animi. 2 i ragazzi bloccati di 25 e 22 anni, entrambi stranieri, ora denunciati per rissa e resistenza pubblico ufficiale, in corso di identificazione un terzo. Non solo, nei guai altri 2 giovani, un maggiorenne e un minorenne. Uno ha rivolto frasi ingiuriose agli operatori che stavano intervenendo, il secondo ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Per loro è scattata sia la denuncia che l'allontanamento dalla zona rossa, avendo già dei precedenti. Intanto, nel luogo della rissa, a terra ci sono ancora dei segni. È successo proprio qui, ma non è una novità, succede spesso. Praticamente ogni sabato pomeriggio ci sono queste risse. Quando hanno bevuto sono incontrollabili. E purtroppo il problema è quello. Per questo si chiede la linea dura, 2 le mosse principali. Intanto vietare la vendita di alcolici al supermercato qua vicino, prima cosa, e poi essere più severi. Treviso non è un parco giochi per criminali, scrive il presidente del comitato Prima i Trevigiani Leonardo Campion, mentre auspica espulsioni più facili il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Di fatto il degrado c'è e si vede, dicono i residenti, basta guardare le scalinate che portano alla Camera di Commercio, sotto i portici poi c'è chi staziona visibilmente alterato. Petizioni e lettere nel tempo si sono sprecate, ma l'impressione è che non basti. Di sera molte persone non passano di qua perché hanno paura. Ce ne sono tante segnalazioni, è stata fatte tante negli anni e ultimamente in particolare. Ultimamente la situazione è peggiorata? Sempre di più. Sembra che sia una gara tra queste bande di avere successo facendo risse. E rispetto a atti invece di bullismo e non solo, contro i prepotenti di fatto, arrivano i corsi gratuiti in palestra per tutte le vittime, l'iniziativa dell'imprenditore Iuri. Purtroppo, devo dire purtroppo, la richiesta è stata veramente sorprendente. Io pensavo che ci sono bambini che soffrono, ma sinceramente avere circa una 80ina di bambini, ragazzi e ragazze già che vogliono fare questo corso, questa cosa mi preoccupa tanto. Le richieste sono andate oltre ogni aspettativa e pensare che Iuri da anni nelle sue palestre si occupa di giovani e di prevenzione del disagio. Ora la nuova iniziativa, corsi gratis ai giovani tra i 9 e i 15 anni vittime di bullismo. Non appena diffusa la notizia sui social, il mare di adesioni, tanti genitori che chiedono supporto e aiuto, tante le storie di sopraffazione. Soprattutto online, ma anche fisiche, o meglio, non tanto fisiche quanto psicologiche, che secondo me
è ancora peggio, perché io dico a volte fa molto meno male una sberla che essere messo da parte. I corsi partiranno in tutte le palestre di Iuri, da Masera a Vidor, passando per Pieve di Soligo, Castello di Godego, Montebelluna. Vedranno la presenza di un istruttore, lo sport come strumento per acquisire autostima e mettere tutte le cose al loro posto. Parliamo di bullismo, ma adesso io parlo dello sport, ma il bullismo esiste ovunque, quindi nelle scuole, nei parchi e ovunque. Quindi è una iniziativa contro il bullismo e, ripeto, a far capire a questi ragazzi, e questo è quello che voglio che passi, che non sono i ragazzi che subiscono il bullismo colpevoli, ma sono quelli che comunque fanno il bullismo. La partenza delle elezioni antibulli è imminente. L'appello di Iuri di fronte al mare di richieste è quello di usare il buon senso. Tanti, visto che è gratuito, vogliono anche approfittare di questa cosa. Allora io dico, ragazzi, mettiamoci un po' il buon senso e cerchiamo di capire cosa sto andando a fare. Non lo faccio gratis per tutti i ragazzi, lo faccio gratis per quelli che hanno subito, quelli che hanno bisogno. E magari le famiglie in difficoltà. Bravissimo, perché comunque chi non può intervenire, giustamente sono quelle famiglie lì. Intervento della polizia di Padova intanto in un bar dopo una violenta rissa che si è scatenata la scorsa settimana. Una rissa in zona rossa porta alla chiusura per un mese di un bar del Porticato davanti alla stazione di Padova. A 3 giorni dalla violenta lite a suon di calci, pugni e spray urticante è arrivato il provvedimento della questura euganea che impone uno stop di 30 giorni per il locale gestito da una cittadina cinese di 26 anni e già al centro delle cronache per un'aggressione subita da una cameriera qualche mese fa. Negli scorsi giorni la rissa, dove un 23enne egiziano ha rimediato una prognosi di 5 giorni, coinvolto insieme a un connazionale e a un 22enne tunisino contro un altro gruppo di nordafricani. L'arrivo della polizia ha permesso di ricostruire la vicenda e di identificare tutti i partecipanti alla violenta lite. In totale sono 6 nordafricani denunciati e che hanno ricevuto gli avvisi orali, il foglio di via e il DACUR, il divieto di accesso alla zona della stazione, oltre al provvedimento di diniego della richieste di protezione internazionale in essere. Lasciamo per qualche minuto la cronaca, andiamo a Padova, un coro di applausi accoglie nell'aula magna dell'Università la formula di rito che dichiara la solenne apertura dell'anno accademico numero 804 alla presenza della rettrice Daniela Mapelli, del presidente della Giunta regionale del Veneto Alberto Stefani e dell'ambasciatore del Messico in Italia Gennaro Lozano. Abbiamo sul posto Marta Zatta con Cristian Roque Allende, eccola qua la nostra Marta con questo sfondo meraviglioso suggestivo. A te, perché ci sono parecchi ospiti, lo abbiamo detto, e anche tanti temi che sono stati toccati. Marta. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, hai detto bene, proprio alle nostre spalle l'aula magna dove questa mattina, proprio poco fa, si è conclusa l'inaugurazione dell'804esimo anno accademico dell'Università di Padova, come da tradizione d'altronde nell'aula magna. La rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha tenuto il consueto discorso durante la cerimonia, citando questa volta Italo Calvino e le sue lezioni americane, perché ha individuato i 5 valori appunto di Italo Calvino come altrettante lezioni di vita e pilastri fondamentali dell'Università di Padova, ovvero la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità e la molteplicità. E a proposito di molteplicità, l'Università di Padova, lo ricordiamo, raggruppa all'incirca 85.000 persone tra studenti, docenti e tutti i dipendenti, insomma, che lavorano all'interno dell'università, e di questi più di 8.500 sono studenti internazionali. E proprio durante la cerimonia ha tenuto un discorso anche una studentessa palestinese che appunto studia proprio in questi mesi all'Università di Padova. Poi c'è stata la tradizionale consegna della gallina padovana alla rettrice Daniela Mapelli, che di fatto sancisce l'inizio dell'anno accademico. E tra i vari ospiti, come dicevi tu Lina, c'era oltre all'ambasciatore del Messico anche il presidente
presidente del Veneto Alberto Stefani, che ci ha appunto proprio a margine della sua partecipazione ci ha parlato della proposta di legge nazionale che vuole appunto, da lui appunto proposta, vietare l'uso dei social network ai ragazzi minori di 14 anni. Ma ascoltiamo cosa ci ha detto il presidente del Veneto Alberto Stefani e poi la linea può tornare allo studio. Una proposta che tiene conto di un disagio crescente, di dati che dimostrano che l'utilizzo precoce e soprattutto non controllato, e ripeto non controllato, dei social network producono effetti dannosi per i nostri ragazzi. È necessario, dal mio punto di vista, pensare ad una stretta anche attraverso degli strumenti di identità digitale, perché troppo spesso le regole sono aggirate, i giovani, giovanissimi, sono esposti a contenuti di violenza esplicita sotto diverse forme e noi abbiamo la necessità di intervenire. Credo che la legge, soprattutto il Parlamento, serva soprattutto a questo. Tra l'altro ricalca alcune determinazioni che sono state già assunte in altri paesi del nord Europa. Io peraltro come ultimo atto parlamentare ho presentato proprio una proposta di legge in questo senso. Faremo una proposta di legge nazionale dal Consiglio regionale, visto che è una possibilità ammessa anche dalla nostra Carta Costituzionale, e dimostreremo che tutti i partiti su questo hanno assolutamente a cuore un'esigenza dell'adolescenza di oggi, che troppo spesso è vittima di modelli virtuali, non solo dal punto di vista della violenza esplicita come citavo prima, ma anche di modelli iperperfezionistici con grandi difficoltà poi per quanto riguarda anche i disturbi alimentari. Grazie alla nostra Marta Zatta, all'apertura dell'anno accademico insieme a Cristian Roque Allende. Noi andiamo subito a un altro collegamento dal territorio, perché c'è un caso che fa molto parlare, quello dell'edificazione della nuova moschea di Mestre. E allora in collegamento proprio da Mestre ci sono Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, che vedo Ilaria già pronta con un ospite, perché c'è si vuole lo stop al corteo di Forza Nuova contro questa moschea. È chiaro che l'argomento è divisivo evidentemente nel territorio e sta creando grosse tensioni. Ilaria. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Giustizia a Mestre, di fronte a dove dovrebbe sorgere il centro culturale islamico, la moschea, che sta appunto, come hai anticipato tu, creando non poche divisioni. Per domani sera alle 20:30 è previsto infatti un corteo di Forza Nuova con partenza dalla stazione e arrivo in piazzale Candiani. Alle 19 però ci sarà un anticorteo organizzato dagli attivisti del laboratorio climatico Pandora e anche dal centro sociale Rivolta, con appuntamento invece davanti alla chiesa di Via Piave alle 19. Qui insieme a me invece c'è il consigliere comunale di Venezia del Partito Democratico Paolo Ticozzi, che lancia un messaggio però alle istituzioni proprio in vista di domani, visto che siamo alla vigilia di questi due cortei. Esatto, in quanto dopo l'assalto alla CGIL del 2021 in Consiglio Comunale avevo presentato una mozione che è confluita in un ordine del giorno sottoscritto dall'intero Consiglio e votato all'unanimità, che chiedeva di, fra le altre cose, oltre a esprimere solidarietà alla CGIL, di non autorizzare manifestazioni di organizzazioni, associazioni e partiti che si richiamano al fascismo e al nazismo. Quindi in questo caso sarebbe importante che il sindaco, il prefetto, il questore e il capo della polizia locale non concedessero, non permettessero l'organizzazione di questo ritrovo, chiaramente di stampo neofascista, anche perché viene proprio da Forza Nuova, da cui è in qualche modo generato l'assalto alla CGIL del 2021, per quale alcuni dei suoi vertici sono stati condannati a più livelli di giudizio. Tra l'altro, Ticozzi, voglio riportarle una dichiarazione di Luca
Leardini di Forza Nuova Veneto ha detto: noi vogliamo difendere la nostra identità europea e cristiana, le nostre radici, la nostra comunità nazionale. Questa non è la prima manifestazione contro la moschea qui in Via Giustizia da parte di Forza Nuova, che c'è stata già qualche settimana fa, e c'è stato anche un momento di scontro proprio con Prince Aulader, il portavoce della comunità bengalese, che si sta occupando di gestire la questione. Voi siete preoccupati? Allora, questo poi fa un po' sorridere perché è uno scontro tutto interno alla destra. Prince è uno dei membri locali di punta di Fratelli d'Italia e adesso arriva Forza Nuova, ha fatto la manifestazione e Prince è stato estromesso dalle candidature in consiglio comunale. Quindi evidentemente Fratelli d'Italia prende direttamente o indirettamente ordini da Forza Nuova, chiaro partito e gruppo neofascista, per cui la preoccupazione è piuttosto che per un luogo di culto di cui c'è una grande parte della popolazione straniera, in particolare in città ci sono circa 20.000 persone di origini bengalesi e non sono gli unici musulmani che hanno comunque bisogno di luoghi dove ritrovarsi e pregare. Un centro di culto, un luogo di ritrovo penso sia importante, anche perché il diritto al culto e alla religione è sancito dalla nostra Costituzione, che probabilmente quelli di Forza Nuova ignorano, essendo dichiaratamente antifascista, e anche dalla Carta Europea dei diritti dell'uomo, per cui dovrebbero andare un po' a studiare, come giustamente ha detto anche in quello scontro verbale Prince Aulader, che lui sì, a differenza di loro, ha letto e giurato sulla Costituzione. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che effettivamente la comunità bengalese a Mestre è la più nutrita rispetto ad altre comunità straniere e che, come ci ha spiegato più e più volte appunto Prince Aulader, non hanno un luogo di ritrovo per poter pregare e anche per potersi riunire col resto della comunità. Ringrazio Paolo Ticozzi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Allora noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco, altra cronaca e poi i nostri ospiti. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati. Allora, altri fatti di cronaca, poi andremo alla politica. A 9 siamo nel Bassanese, raffica di furti, anche quello davvero un territorio molto battuto purtroppo, un intero quartiere sotto assedio in una sera. Sentiamo. Sono venuti là a trovarci, ci hanno fatto visita, ma non hanno trovato niente purtroppo, perché avevano già preso l'altra volta. Quando sono passati? Alle 11. Poi hanno fatto 5-6 famiglie qua. Un sabato sera da incubo a 9, dove i ladri sono entrati in azione in più abitazioni tra via Marzabotto e via Eugenio Curiel. Colpi a raffica, senza curarsi della presenza dei residenti all'interno, né che si trattasse di case singole o condomini. I malviventi sono entrati dal giardino per poi utilizzare la solita tecnica del foro sulla finestra. Dopo quando ho visto sopra, no. Guardo nelle finestre, era una finestra aperta, perché avevano fatto il buco col trapano e avevano alzato la maniglia. Ho visto sopra il letto le cose che avevano tirato i cassetti e messi, che hanno rovesciato per vedere se trovano loro. È già il terzo episodio per i Marman. In questo caso sono stati fortunati, i ladri sono riusciti a entrare ma non hanno rubato nulla, a differenza delle volte precedenti. Nella vicina via Curiel invece i colpi sono andati a segno in 2 appartamenti, al primo e al secondo piano, da cui è stato portato via un caro orologio. Un fenomeno che preoccupa sempre di più. Rispetto agli anni scorsi, i furti non si concentrano più solo nei mesi autunnali e invernali, ma colpiscono anche a fine marzo, e cresce la paura tra i residenti. Come più volte ci hanno raccontato vittime e vicini, c'è chi dorme con una mazza da baseball vicino al letto. Così il servizio della nostra Nancy Galdi. Andiamo invece all'aggressione su cui continuano a investigare i carabinieri di Feltre, colpito con 4 fendenti al collo e al torace. Parliamo di quello che è successo la notte tra venerdì e sabato con un 27enne di origini tunisine residente a Cornuda, accoltellato durante una festa privata a Cesio Maggiore. Il giovane si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso.
Treviso. I militari hanno arrestato per tentato omicidio il presunto autore, un 36enne di origini cubane che avrebbe tentato la fuga. L'uomo sarà interrogato nelle prossime ore dai magistrati. Ha picchiato il papà con il mattarello, 45enne, arrestato per lesioni personali aggravate. È accaduto a Gorgo al Monticano, mentre a Fonte un uomo ha minacciato lo zio con una pistola che è risultata poi giocattolo. Una lite fra padre e figlio degenerata. Un operaio 45enne armato di mattarello avrebbe picchiato l'anziano papà disabile in sedia a rotelle che a sua volta però lo aveva minacciato con un coltello. Una situazione familiare di degrado. È accaduto a Gorgo al Monticano. Ad allertare i carabinieri familiari vista la situazione ormai critica fra i due. All'arrivo dei militari il 45enne si sarebbe giustificato dicendo che il padre aveva chiamato degli spacciatori per acquistare della droga, ma la sua versione non è bastata. L'uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. A Fonte invece un uomo di 35 anni avrebbe minacciato lo zio, colpevole di aver attraversato la sua proprietà, con una pistola semiautomatica risultata essere giocattolo. Si tratta di una persona fragile con problemi psichiatrici che aveva interrotto la terapia. L'uomo, denunciato per minaccia, è stato accompagnato nel reparto psichiatrico. E poi c'è la lite degenerata ieri in giornata a Motta di Livenza, una lite scoppiata per futili motivi tra due commercianti ambulanti. È accaduto poco prima delle 13 durante la Fiera dei Fiori. Un uomo di 47 anni residente a Eraclea ha aggredito un commerciante 57enne di Treviso. Quest'ultimo, cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa ed è stato trasportato cosciente comunque all'ospedale di Oderzo, dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'aggressione ed è scattata la denuncia. E poi c'è la maxi operazione della polizia. Ci spostiamo di provincia, siamo nella Torre Belvedere di Padova. Sono stati trovati oltre 30 posti letto abusivi in condizioni igieniche piuttosto critiche. Denunciati i gestori, identificati 22 occupanti e avviate le espulsioni nei confronti dei cittadini risultati irregolari. 2 appartamenti trasformati in dormitori abusivi con oltre 30 posti letto e condizioni igieniche gravissime. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nella Torre Belvedere di Padova. Gli agenti hanno denunciato i gestori, entrambi cittadini cinesi, e hanno identificato 22 occupanti, tra cui 3 irregolari. L'operazione è scattata su disposizione del questore Marco Dorisio, con un intervento coordinato dalla Questura che ha coinvolto volanti, squadra mobile, polizia amministrativa e unità cinofile. Nel mirino 2 appartamenti dello stabile di Piazzale Stazione, da anni segnalato per criticità legate a alloggi abusivi e presenza di stranieri senza titolo di soggiorno. Nel primo alloggio, al 10° piano, gli agenti hanno trovato un dormitorio improvvisato con 15 posti letto ricavati in ogni ambiente, tra sporcizia, scarsa aerazione e condizioni igienico-sanitarie inesistenti. All'interno 11 persone, una è risultata irregolare ed è stata trasferita al centro per il rimpatrio di Brindisi. Nel secondo appartamento, al 7° piano, la situazione è apparsa ancora più critica. 21 posti letto ammassati in spazi angusti e degradati. Qui sono stati identificati altri 11 occupanti, tra cui 2 irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. Secondo gli accertamenti, i posti letto venivano affittati a 10 euro al giorno. I 2 gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione abusiva di attività ricettiva. Al termine dell'operazione, entrambi gli immobili sono stati sequestrati e sgomberati. E andiamo alla politica adesso con i nostri ospiti che sono collegati in diretta con il nostro studio. Allora saluto e ringrazio Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza. Buongiorno Pitton, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. E Fabio Maggio che è vice sindaco di Pederobba, grazie ed eccolo qui. Buongiorno Maggio. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora io vi ho presentato con la vostra qualifica amministrativa, diciamo, ma per quanto riguarda l'appartenenza di partito, Arnaldo Pitton, rappresentante di Fratelli d'Italia, e Fabio Maggio di Forza Italia. Fabio Maggio, reduce anche dall'esperienza alla guida del comitato per il sì al referendum,
referendum che ha evidentemente degli strascichi politici che vediamo in questi ultimi giorni, perché Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno subito dei piccoli grandi terremoti politici post voto, post urne, e si sta andando anche un po' avanti con ragionamento, no? Rispetto a questo governo Meloni. Allora, intanto chiederei prima magari a Pittone e poi a Fabio Maggio quello che è il loro parere su quello che è avvenuto nel post referendum all'interno dei propri partiti, con Fratelli d'Italia che ha visto dei provvedimenti a livello di Ministero della Giustizia e poi le dimissioni non tanto volontarie, diciamo, di Daniela Santanchè. Pitton. Ma intanto diciamo che purtroppo questo referendum, che era importantissimo per rinnovare tutto l'apparato giudiziario e per la separazione delle carriere, che era una delle priorità, come ho già detto anche nei vostri studi, io non ho seguito tanto la parte politica di destra e di sinistra, ho seguito la mia logica, il mio pensiero, ho ascoltato varie notizie, mi sono anche informato, tra le quali mi ricordo le dichiarazioni di Giovanni Falcone e di Borsellino, che non penso che siano stati due giudici sprovveduti, dove dicevano appunto che i peggiori nemici non erano tanto nella mafia né quanto nella politica, ma gli stessi apparati giudiziari. Quindi la separazione delle carriere per loro era un intervento necessario e là ho votato convintamente sì. Purtroppo è stata buttata come la solita maniera in cacciara politica e quindi una gran parte dei votanti al no erano legati per cacciare il governo Meloni. Questa è la realtà che a me dispiace. Abbiamo perso un'opportunità. Ecco, e per quanto riguarda il partito in particolare, è in difficoltà secondo lei Fratelli d'Italia in questo momento dopo quello che è emerso dalle urne? Beh, guardi, un contraccolpo c'è sicuramente, l'opposizione sta facendo il suo lavoro, spinge, grida alle dimissioni, che vorrei ricordare anche al gruppo dei amici compagni che gridano le dimissioni, che è un governo eletto democraticamente dopo 10 anni, ok? Il governo Meloni. Quindi bisogna avere rispetto anche di quel voto, come abbiamo rispetto del voto del referendum. Secondo, stanno cercando di cogliere questa opportunità, perché è politica, per ritagliarsi il loro spazio. Per quello che riguarda, a mio punto, conoscendo insomma la Presidente Meloni, donna seria, che non ha scheletri dell'armadio. Ricordo anche quella famosa mail dove diceva dobbiamo trovare qualcosa per cacciare questa qua perché sennò non troviamo nulla, e quindi vuole togliere qualsiasi macchiolina che può dare e prestare il fianco. Quindi secondo me sta facendo un po' di pulizia, tra virgolette, preventiva, perché poi bisogna andare anche a fondo delle cose, in modo che non ci siano macchiette e trovarsi in difficoltà più avanti. Questo è il mio pensiero. Benissimo, allora Fabio Maggio, stesse domande per lei, nel senso che abbiamo visto anche il turnover tra Gasparri e Stefania Craxi, con un Antonio Tajani che è saldamente a quanto pare alla guida del partito, anche se abbiamo visto che sul partito si è posato pesantemente lo sguardo di Marina Berlusconi in questi giorni. Come vede la tenuta, diciamo, di Forza Italia dopo l'esito delle urne? Allora, anzitutto mi piace ricordare che la prima dichiarazione di uno dei frontman del no, cioè di Giuseppe Conte, è stata che serve una riforma della giustizia, segno che inevitabilmente questo referendum è stata un'occasione perduta per operare invece su un problema che a questo punto è condiviso da tutti. Detto questo, se l'esito referendario è stato quel che è stato, è inutile girarci troppo attorno. Sicuramente hanno pesato tanti fattori, ma quando si perde di quella misura è necessario fare autocritica, e fare autocritica in politica significa anche assumersi le proprie responsabilità. Forza Italia sta andando in questa direzione con grande senso di responsabilità,
il capogruppo Gasparri ha recepito quelle che sono state le indicazioni del gruppo parlamentare e credo che in queste settimane ci saranno diversi percorsi condivisi per giungere a un tagliando di mandato che è assolutamente necessario. Voglio però ricordare che questo è il governo con la più lunga durata della storia della Repubblica Italiana e visto e considerato che siamo conosciuti come il paese dei governi balneari, io credo che sia una risorsa quella della stabilità che questo governo è riuscito a dare al paese ed è giusto per questo motivo che questo governo raggiunga la fine della legislatura, anche perché, voglio ricordarlo, siamo in momenti particolarmente delicati a livello internazionale, non certo opportuni per una crisi di governo. Ecco, esatto, Maggio inoltrato, messo sul tavolo il tema che volevo sottoporre a entrambi. La durata del governo, la stabilità, certamente anche in un quadro internazionale complesso come questo è un valore aggiunto per il Paese, ma bisogna vedere se è un valore aggiunto anche per il governo stesso, nel senso che arrivare a fine mandato potrebbe costituire, secondo lei, un qualche rischio poi per le politiche, si dovesse votare nel 2027 per le forze che lo compongono? Chiederei alla regia, chiedo scusa, di farci vedere proprio il sondaggio che sottoponiamo oggi ai nostri telespettatori. Maggio, eccolo qua. Governo Meloni, elezioni anticipate a ottobre, c'è questa tentazione di andare a riscuotere, tra virgolette, il favore dell'elettorato subito invece che aspettare il 2027? Cosa ne pensa? Ma guardi, io credo che questo governo si sia distinto per senso di responsabilità in questi anni. Queste valutazioni le lasciamo al centro-sinistra. Noi abbiamo governato finora, ripeto, con grande senso di responsabilità e non credo sarà questo il momento in cui prevarranno gli istinti elettorali rispetto alla necessità di dare al Paese risposte concrete di fronte a una delle più gravi crisi internazionali degli ultimi 50 anni e a una crisi energetica che è quella che si sta profilando e prospettando. Quindi abbiamo la necessità di avere un governo stabile, di dare risposte concrete a famiglie, imprese e cittadini. Non abbiamo bisogno certo delle elezioni in questo momento. Ecco, sentiamo cosa ne pensa Arnaldo Pitton per Fratelli d'Italia di questo quesito che abbiamo sottoposto al nostro pubblico. Pitton. Sì, sono perfettamente d'accordo con il collega e non è il momento, siamo purtroppo in balia di guerre terribili che si ritorcono contro i cittadini, vediamo cittadini quando intendo il costo di carburanti, le materie prime, è un momento veramente difficile. Dall'altra parte quando vedo la grande mucchiata che grida al voto, secondo me dovrebbero avere un po' di responsabilità e di coerenza anche verso appunto questo paese che a detta sua lo amano tanto, perché è un momento difficile. Abbandonare, se così fosse in questo momento, credo che sarebbe una crisi veramente irreversibile. È meglio pensarsi giù e pensarci molto bene. La politica in questi casi bisognerebbe lasciarla un po' da parte, anche l'antagonismo. Ecco, ma lei rispetto a questo referendum legge anche un calo di consensi per Fratelli d'Italia? Ma guardi, se c'è, io questo non lo so perché non ho dati, se è così. Credo che la Premier Meloni sia ancora forte, sia ancora una donna determinata che gode di visibilità e di rispetto all'ambito europeo e non solo. Alternative sinceramente non è che ne veda tanto in quel gruppetto là di possibili antagonisti alla Meloni. Certo è che non è un momento facile, questo è chiaro, detto anche per questioni economiche e poi dovute anche alle guerre e a questo referendum, ma voglio dire, da qua a abbandonare un governo, ricordo, democraticamente eletto dopo 10 anni di governi messi là un po' così, credo che bisogna avere responsabilità. Senta, si fa un gran parlare anche di una alternanza Daniela Santanchè, Luca Zaia in queste ore. Come vedrebbe Zaia al Ministero del Turismo? Beh, devo dire che insomma il nostro governatore può andare a fare quello che vuole perché è uno capace del turismo, credo che
potrebbe far benissimo, e ho sentito anche al posto del ministro Urso sempre voci di corridoio che mi arrivano a me anche di riflessi. Ripeto, il nostro ex governatore Zaia è uno che al ministero potrebbe andare a qualsiasi ministero, questo è sicuro. Ecco, quindi non si meraviglierebbe più di tanto di una chiamata eventualmente al governo di Zaia, mi pare di capire. Anzi, credo che lo meriti anche un ruolo importante giù a Roma, perché darebbe sicuramente risalto al paese Italia, ma anche a noi veneti. Ecco, Fabio Maggio, allora, stesso ragionamento per Forza Italia, un calo di consensi secondo lei, e quindi ci si è, come dire, rifatti un po' una nuova pelle per proseguire in questa legislatura? Ma guardi, io credo che il risultato del referendum sia difficile da leggere esclusivamente nella chiave di una perdita di consenso dei partiti del centrodestra. Io credo che la lettura sia molto più complessa e soprattutto su quel risultato incidano variabili soprattutto esterne, e faccio riferimento in particolar modo alle crisi internazionali che hanno generato una questione diciamo per il governo, ma non è, tant'è vero che se si guarda oggi ai primi risultati dei sondaggi che vengono fatti sul gradimento del governo, non c'è una corrispondenza numerica. Detto questo, credo anche che sia opportuno finalmente un po' svincolarsi dalle letture e degli esiti e dei destini dei governi basati sui sondaggi. Questo governo è stato eletto democraticamente, ha un programma da portare avanti, ha una gestione di crisi oggi internazionale da seguire in maniera molto determinata e molto tempestiva. Quindi io credo che questa sia l'occasione per ribadire quanto importante sia la stabilità di governo, e poi ciascun partito farà le sue valutazioni circa quelli che sono stati gli errori anche che sono stati svolti in questa campagna elettorale. Molti li abbiamo già sottolineati, anche Forza Italia ha espresso il suo disappunto per alcune uscite fatte e svolte da alcuni membri del mio partito, ma credo che queste siano riflessioni assolutamente normali, anzi doverose per rispetto degli elettori, che devono essere svolte in un'ottica appunto di revisione di quelle che sono le priorità che devono essere assolutamente perseguite nei prossimi mesi. Ecco, ci aveva parlato il capogruppo in regione Bozza di legittima discussione, ci ha detto, all'interno del partito, quindi Tajani non è secondo lei in discussione in questo momento? Ma che Tajani sia in discussione non mi risulta affatto, anzi ben venga un coinvolgimento più diretto della famiglia Berlusconi, che è un riferimento, un punto di riferimento essenziale per Forza Italia e per tutto l'elettorato di centrodestra. Senta, in tutto questo la Lega sta a guardare, quella che magari ci ha rimesso di meno, cosa dice da questo quesito referendario che è andato in maniera contraria a quello che il centrodestra si aspettava? Ma guardi, io ho fatto campagna elettorale referendaria per un mese qui in provincia di Treviso e in Veneto. Ho visto una Lega impegnata in prima linea, l'onorevole Bisa, onorevole della provincia di Treviso, in Commissione Giustizia, ha fatto campagna elettorale più e quanto il sottoscritto, quindi non condivido la lettura di una Lega non impegnata in questo referendum. Il centrodestra si è speso compatto per questo referendum. Ripeto, dobbiamo prendere atto di un risultato che dipende da tanti fattori e quindi fare una seria riflessione al nostro interno, ma io credo che le tematiche di ripartenza dell'azione di governo debbano essere affrontate e condivise insieme da alleati di questo governo. Ecco, Pittoni invece, riforme, la vittoria del no per il referendum sulla giustizia frena in qualche maniera anche le successive riforme che questo governo si era prefissato? Viene in mente naturalmente il premierato, ma poi c'è stato immediatamente un dibattito anche sull'autonomia. Si farà un stop
importante su questo. Adesso so che il Premier Meloni vuole lavorare sulla legge elettorale, anche questo è un tema importante che se ne discute da tanti anni e che si vorrebbe portare a termine, però sarà un po' in salita, immagino. Questo è indubbio, perché quando c'è un volere popolare di questo genere di fatto è un stop. Ripeto, io a malincuore devo dire che purtroppo, come tante volte, ricordo anche al governo Renzi quella riforma che io ho votato sì, perché guardavo la riforma e non guardavo la parte politica, e dopo passano decine di anni e restiamo indietro come paese europeo, purtroppo sì. Ecco, giro la stessa domanda a Fabio Maggio, cosa ne pensa? Strada in salita per le riforme adesso che appunto dalle urne è arrivato in qualche maniera questo stop da parte degli italiani? Ma guardi, il tema delle riforme in Italia è un'eterna incompiuta. Io ricordo ancora quando ero studente al liceo si parlava appunto della riforma delle autonomie, della riforma presidenziale. Bene, sono passati 20 anni e siamo ancora qui a discuterne, quindi diciamo che questo Paese non è così felice di discutere di riforme costituzionali. Presto o tardi però saremo costretti a discuterne e saremo costretti ad assumere una decisione, quindi non è finito il tempo della discussione sulle riforme costituzionali, malgrado qualcuno voglia, per mantenere in piedi un sistema corporativo e conservatore, non discuterne più. Ai cittadini bisognerà spiegare che riformare la Costituzione, dare un assetto efficace ed efficiente al nostro Paese è fondamentale e non ci stancheremo di farlo. Benissimo, allora grazie a entrambi, grazie a Fabio Maggio di Forza Italia e Arnaldo Pitton di Fratelli d'Italia per essere stati con noi. Buon lavoro anche nei rispettivi comuni, perché sappiamo che siete molto impegnati anche a livello amministrativo. Grazie a entrambi e presto e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a tutti e due. Allora noi ci fermiamo per qualche altro minuto di pubblicità, regia, poi torniamo con altri servizi, altra cronaca dal territorio in questo lunedì che apre una settimana importante per molti temi. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, proseguiamo con la cronaca, andiamo a Bassano, ancora truffe agli anziani. Il presidente del quartiere Angarano invita a condividere tra familiari, dice, una parola d'ordine. A verificarsi episodi incresciosi di gente senza scrupoli che raggira soggetti fragili, colpendoli nel loro punto debole, gli affetti più cari. Nonostante gli appelli e le raccomandazioni, purtroppo c'è ancora chi cade nella rete dei malviventi. L'ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto l'altra sera ai danni di un'anziana che vive sola in via Scalabrini, in quartiere Angarano a Bassano. La donna è stata raggiunta dalla telefonata di un uomo che si è spacciato per il nipote, dicendole che era stato coinvolto in un brutto incidente stradale e aveva bisogno immediato di soldi. Le chiedeva pertanto di raccimolare denaro o monili e consegnarli a una fantomatica infermiera che l'avrebbe raggiunta davanti casa. Un copione visto tante, troppe volte, che continua a mietere vittime, ed è per questo che il presidente di quartiere Angarano, Luca Maria Kenneth, lancia un appello e dà un suggerimento per smascherare i truffatori. L'appello è quello di stare molto in guardia. Casomai non potete avere una parola d'ordine con i vostri cari che vi chiamano in caso di emergenza, però chiedetegli almeno la data di nascita vostra e con quella capirete se sono veramente vostri nipoti, cugini, zii, figli, e questo sicuramente aiuterà a capire e a smascherare queste persone che sono indefinibili. E in ogni caso segnalare sempre alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono con noi, non sono contro di noi, sono in aiuto e ci supportano in tutto quello che possiamo fare, e quindi segnalatelo.
Non ci si stanca di dare raccomandazioni soprattutto agli anziani rispetto alle truffe che sappiamo si stanno moltiplicando anche a livello informatico, non solo telefonico. Cambiamo tema. A 5 mesi dalla chiusura delle indagini, la Procura di Vicenza è pronta a chiedere il processo nell'inchiesta sull'inquinamento legato ai cantieri della Pedemontana. Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato nei mesi scorsi, la Procura di Vicenza si prepara a tirare le fila dell'inchiesta sulla Pedemontana veneta e da esercitare l'azione penale. Il prossimo passaggio sarà la richiesta di rinvio a giudizio e quindi l'udienza preliminare. Sono 12 le persone indagate, a cominciare dai vertici del Consorzio Stabile SIS con i Dogliani, tra dirigenti, tecnici e responsabili di cantiere legati al consorzio e alla società Superstrada Pedemontana Veneta. Le accuse, a vario titolo, sono di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Al centro dell'indagine l'utilizzo nei lavori delle gallerie di Malo, lunga 6,4 km, e Sant'Urbano, lunga 1,6 km, di additivi contenenti PFBA, una sostanza riconducibile alla famiglia dei PFAS, che avrebbe provocato una contaminazione significativa delle acque superficiali e sotterranee tra il 2021 e il 2024, tra i comuni di Castelgomberto, Malo, Isola Vicentina e Montecchio Maggiore. Contestato il mancato ripristino dei luoghi nonostante la conoscenza dell'inquinamento. Per i magistrati che si sono avvalsi dell'opera dei carabinieri della Polizia Giudiziaria della Procura di Vicenza, non è stato rispettato il capitolato d'appalto del progetto definitivo dell'opera. Prevedeva per la composizione del calcestruzzo proiettato acceleranti tipo alcali free in misura mediamente dell'8%, inferiori comunque al 12% di peso del cemento. In realtà le indagini hanno mostrato che il calcestruzzo proiettato tipo spritz beton aveva una concentrazione di acido perfluorobutanoico PFBA con percentuali che variavano tra il 10 e il 15% rispetto al peso del cemento. In questa maniera sono stati inquinati il Rio Poscoletta e il torrente Poscola, secondo i carabinieri. Ora il procuratore Giorgio Lino Bruno è pronto a passare alla fase successiva, la richiesta del processo davanti al giudice dell'udienza preliminare per gli imputati. E sempre rispetto a questo tema, l'inquinamento lungo la Pedemontana, fa il punto sulla situazione un esperto, Lorenzo Altissimo, che è chimico industriale ed ex direttore del centro idrico di Novoledo. Ci mancava solo questo, io ho usato questa metafora, cioè il PFBA ha pagato il pedaggio e usando la superstrada è transitato dall'ovest vicentino nell'alto vicentino, qui nella zona che sta a nord di Vicenza. E lo si trova dove? Lo si trova nelle acque dei drenaggi della galleria con concentrazioni molto alte, parliamo di qualche migliaio di nanogrammi litro, e quindi è stato imposto alla SIS di trattare su carbone attivo l'acqua dei drenaggi. Non c'è un limite di legge per quanto riguarda lo scarico, quindi la richiesta è che questo scarico rispetti i limiti di legge per le acque potabili, perché quell'acqua, se uno ha un pozzo 50 metri a valle, se la beve e deve essere potabile, e questo poi deciderà la regione. La situazione è questa: sembra che dalle terre e rocce da scavo che sono state abbancate, quindi sistemate in queste ex cave o ex discariche, c'è un dilavamento, ma insomma hanno creato delle scoline in modo che l'acqua non vada a infiltrarsi in falda, tant'è che in corrispondenza di questi siti non c'è riscontro di contaminazione della falda. Dove invece la falda è chiaramente contaminata dal PFBA è subito a valle dello scarico delle acque dei drenaggi della galleria. Siamo lì a Monte di Malo, a sud verso Isola Vicentina. I valori al momento in generale sono non preoccupanti per l'acquifero in generale, a parte alcune situazioni puntuali. A 4 anni dal duplice femminicidio che sconvolse Vicenza, una targa in memoria delle 2 vittime di violenza in via Vigolo, Lidia e Gabriela.
Oggi ci ritroviamo qui per onorare la memoria di Lidia e di tutte le donne innocenti vittime di femminicidio. Questa targa è un segno per tutte loro, per i sogni spezzati, per la luce spenta dei loro occhi per mano di chi diceva di amarle. Parole commosse per ricordare Lidia Milikovic e Gabriela Serrano, a 4 anni dal duplice femminicidio in cui persero la vita, entrambe uccise l'8 giugno 2022 per mano dello stesso uomo che poi si tolse la vita. È il compagno di Lidia a rivolgersi a tutte le donne nel luogo, via Vigolo, diventato tragedia e simbolo della violenza di quel giorno. Il sorriso è quello che ci accompagna tutti i giorni, perché è quello che ci è rimasto di Lidia. Questa targa abbiamo voluto dedicarla a Lidia, ma era un tramutare tutto quello che è successo in aiuto per altre donne che magari stanno subendo tutto quello che ha subito Lidia, quindi potrebbe essere un aiuto, un incoraggiamento a denunciare, a farsi aiutare soprattutto. Una targa per le 2 vittime di femminicidio voluta dall'amministrazione come impegno e monito per contrastare, si legge ora all'ingresso del parco di Villa Bedinaldieri, la cultura del possesso, ma anche uno spazio informativo con le modalità per chiedere sostegno attraverso il numero antiviolenza o la gestualità attraverso i segni internazionali che significano richiesta di aiuto. E a lanciare un appello sono anche le tante associazioni come Donna Chiama Donna, che segue circa 400 donne nei diversi sportelli del territorio. E noi chiediamo maggiore protezione per queste donne, ma maggiore protezione non significa nuove leggi e nuovi reati, ma significa aumentare le pene dei reati, ma significa anche attuarle e stanziare dei fondi perché questo avvenga. Risorse e non solo, l'auspicio è quello di un cambio di passo culturale. Sta crescendo la consapevolezza, l'attenzione, crescono le denunce ad esempio, non si vede ancora però il cambio di passo nella cultura, nella consapevolezza che la cultura del possesso, l'idea del possesso della donna da parte dell'uomo è una cultura da abbandonare, è una cultura che poi sfocia in tantissimi casi nella violenza. Abbiamo parlato poco fa con i nostri ospiti delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente e anche dell'esigenza che ci sia una stabilità nel paese di fronte a una crisi energetica davvero devastante, pesanti rincari per le famiglie e le imprese venete secondo gli studi della CGIA di Mestre, mentre il costo del carburante rischia di fermare gli autotrasportatori che si appellano all'Europa chiedendo di sospendere il patto di stabilità. Poco meno di 2 miliardi di euro, a tanto secondo la CGIA di Mestre potrebbero arrivare i rincari delle bollette energetiche per famiglie e imprese venete nel 2026 a causa del conflitto in Iran. Complessivamente a livello italiano gli aumenti si aggirano intorno ai 15 miliardi, di questi 10 per l'energia elettrica e 5 per il gas. Le imprese sopporterebbero circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, le famiglie 5,4. Ad un mese dallo scoppio della guerra il prezzo del gas è aumentato dell'81%, nettamente più contenuto quello dell'elettricità del 38%. A pesare su aziende e cittadini resta poi il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati gli autotrasportatori, che ammettono come senza un intervento il settore rischi il collasso. Considerando che quello del carburante incide per il 35% sulla loro attività, che deve poi fare i conti con gli incrementi dei costi della manutenzione, degli pneumatici, della revisione, i conti sono presto fatti. Manca una liquidità immediata e credo che il governo in questo momento possa intervenire anche sul patto di stabilità europeo oppure l'Europa per dare fronte a questa liquidità immediata per gli autotrasportatori e anche per le categorie energetiche che hanno bisogno di questo. Sicuramente il governo potrebbe portare una liquidità, diciamo un esempio semplice, non pagare i bolli per un anno o due, oppure bloccare il prezzo del gasolio, in questo momento anche perché la benzina è molto bassa, a una cifra che deve essere ferma per almeno 2 mesi, almeno riusciamo a programmare per 2 o 3 mesi con i committenti il lavoro. Anche la CGIA si appella all'Unione Europea. Bruxelles, ad esempio, deve consentire agli Stati membri di abbassare temporaneamente l'IVA sulle bollette e ripristinare un tetto al prezzo del gas per arginare una spirale che rischia di sfuggire al controllo. Ma anche il governo italiano è chiamato a fare la sua parte.
deve tagliare gli oneri di sistema, rafforzare il bonus sociale, permettere la rettizzazione delle bollette e garantire le imprese e i crediti d'imposta per compensare i rincari su energia elettrica e gas. Alcune di queste proposte sono già contenute nel decreto bollette, la cui approvazione è attesa per la prossima settimana. Tuttavia appare indispensabile rafforzare le risorse stanziate, poiché i 3 miliardi previsti rischiano di non essere sufficienti a scongiurare un eventuale shock energetico che si può tradurre in una crisi sociale ed economica di vasta portata. Ecco, situazioni di crisi in cui rischia spesso e volentieri di infilarsi anche la criminalità organizzata. L'ANSA dà conto degli interventi degli ospiti questa mattina al convegno a Mestre sulla legalità in Veneto, economia, ambiente e criminalità organizzata, col questore di Venezia Sbordone, che ha parlato di infiltrazioni e mafie, dato acquisito, ha detto trasformazioni di aziende dei soci sono segnali da captare. Ha parlato anche il prefetto di Venezia Darco Pellos. I pericoli della criminalità organizzata sono connessi a un benessere abbastanza diffuso che va controllato e vigilato per evitare soprattutto il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco, che in questo territorio può trovare facilmente una sua collocazione e mimetizzazione nell'ambiente economico, concetto ripreso poi dalla Guardia di Finanza di Venezia. Seguiamo il denaro per combattere la criminalità, così hanno detto i rappresentanti della Guardia di Finanza. Voltiamo pagina, andiamo a Morgano, siamo nella Marca trevigiana, ufficio postale chiuso da 6 mesi, siamo a Badoere con il sindaco e i cittadini che davvero sono ormai esasperati. Sentiamo. 3 ottobre 25, prima chiusura. Adesso l'hanno spostato all'11 aprile del 26. Spostano solo la data e basta, non fanno altro. Ma abbiamo veramente finito le scuse e le spiegazioni, quindi l'ultima loro comunicazione del 12 di marzo ci dice che non sanno di fatto quando riapriranno per dei problemi interni relativi ai lavori che sono stati fatti. È un servizio di prossimità, deve essere garantito ed è stato gestito veramente in maniera ridicola. È furibondo il sindaco. I lavori di riammodernamento dell'ufficio postale, luogo che è bacino d'utenza per oltre 5.000 persone che oggi sono costrette ad andare altrove per le loro necessità, ad oggi non si sa quando termineranno. Ma la cosa più grave e soprattutto irrispettosa è la comunicazione che hanno effettuato nei nostri confronti, che poi noi a nostra volta ribaltavamo ai cittadini, quindi una serie di date che puntualmente sono state disattese. Io credo che qualsiasi azienda che programmi di chiudere una propria filiale per un mese e poi ne resta chiusi 6, credo non stia né in cielo né in terra. Insomma. E oltre a questo anche la beffa del cartello esposto, che oltre ad invitare a recarsi in altri uffici, magicamente cambia data quando si avvicina a quella segnata come giorno di riapertura. Passo qui davanti, penso 20 volte al giorno, io non ho mai visto in questi 6 mesi chi lo cambia, però di fatto alla mattina tante volte è cambiato. Quindi abbiamo anche pensato che qualcuno venga veramente di notte a cambiarlo. Puntualmente al giorno teorico di riapertura il cartello era cambiato con una nuova data, come è avvenuto anche l'ultima volta, motivo per cui insomma vi abbiamo anche interpellato, perché veramente è una situazione che ormai rasenta il ridicolo. E il disagio creato da anziani e fragili è perfettamente riassunto da chi qui ci vive. Devono aspettare i familiari e quando sono disponibili loro. Per noi questa è una gran seccatura, perché a parte io che abito qui vicino posso muovermi, ma ce ne sono altri che abitano nella zona che devono proprio farsi portare perché non hanno la possibilità di andare neanche in Strana o a Quinto. Questa è la situazione dunque a Badoere. Invece da Onigo di Pederobba arriva una buona notizia: l'inaugurazione del nuovo percorso della Franzana dopo i danni causati dalla tempesta Vaia. Nel 2020, all'epoca di Vaia, abbiamo dovuto asportare 11.000 metri cubi di terreno, perché al di sotto di questo terreno c'era una galleria dove veniva attraversata appunto dal torrente Franzana, e siamo stati costretti a portarlo alla luce. Costretti tra virgolette, perché attraverso questo intervento abbiamo reso, secondo noi, il paese più bello. Evviva!
finalmente inaugurato il percorso della Franzana a Onigo di Pederobba, un'opera attesa da anni che restituisce alla comunità un luogo speciale colpito nel 2020 dalla tempesta Vaia. È stato un intervento da 1.400.000 euro, dei quali 300.000 euro delle casse comunali e 1.100.000 attraverso dei contributi da parte della Regione. Già dal primo giorno sono partite le visite guidate. I primi a percorrere il nuovo sentiero sono stati gli studenti delle seconde medie di Pederobba, accompagnati dal professore Giancarlo Cunial. L'occasione di oggi è quella di trovarci di fronte a una delle opere di riqualificazione ambientale più importanti dell'intera provincia di Treviso. Questo deve essere un messaggio per i tanti giovani che rappresenteranno quelli che sono gli amministratori, i tecnici, gli ingegneri, gli architetti del futuro, che la natura si prende sempre i suoi spazi, la natura va rispettata, la natura bisogna viverla. Cosa trova oggi il cittadino? Un sentiero nel cuore del paese, immerso nella natura e accompagnato dallo scorrere del Rio Franzana, arricchito da panchine incise e sculture made in Pederobba. Trova il percorso delle acque segrete, riscoprirà una zona mai vista prima, attraversata dai torrenti del nostro paese, scoprendo dei manufatti storici che coinvolgono il canale Brentella, il torrente Curonia e appunto la Franzana, e restituiamo un po' di storia al nostro paese. A Vicenza invece per la grande festa dei tifosi del Lane, che lo ricordiamo è stato promosso in Serie B. Vittoria del campionato e promozione in Serie B. Esplode la festa in centro storico con un corteo di tifosi e simpatizzanti che è partito dallo stadio Menti dopo la partita con il Brescia ed è arrivato in piazza dei Signori. Oltre 20.000 le persone che con i colori biancorossi hanno dato sfogo all'esultanza per un risultato atteso da anni. L'inizio della festa al termine del match col Brescia, conclusosi con un pareggio 1-1 e celebrato in uno stadio tutto esaurito, costellato da bandiere della squadra locale. Una coreografia perfetta per la consegna della Coppa da parte della Lega Pro. Giocatori, staff e presidenza sono poi saliti su un pullman scoperto scortato dal coordinamento dei club biancorossi che hanno raggiunto Corso Palladio addobbato per la festa, in realtà mai cessata in città dopo la vittoria del Lane con l'Inter Under 23 15 giorni fa, che aveva segnato la matematica promozione della squadra all'agognata serie superiore. Il ritorno della nobile provinciale verso le categorie più consone allo storico blasone. L'apoteosi della festa in Piazza dei Signori, gremita come non mai. Entusiasmo e cori hanno salutato fino a sera il successo del Lanerossi, che continua a rappresentare la città e la provincia, mantenendo viva la tradizione calcistica per una squadra che nella sua storia dal 1902 per oltre 20 anni consecutivi ha militato in Serie A. Un filo diretto con il Real Vicenza che fa sognare i tifosi di oggi nella speranza dei prossimi obiettivi. In regia oggi Simone Merlo e Marco Gagliazzo. Io vi ricordo il sondaggio in vista di Ring questa sera. Governo Meloni, elezioni anticipate a ottobre. Continuate a chiamare per rispondere se secondo voi se è sì oppure se è no. Se ne parlerà stasera dalle 21 a Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ospiti Matteo Baldan di Fratelli d'Italia, Said Caibi di AVS, Marcello Bano della Lega, Alessandro Del Bianco del PD, Marco Bonet, collega del Corriere del Veneto. Vi ricordo anche alle 16:18 questo pomeriggio il cinema, come sempre, con la commedia Lo stravagante mondo di Greenberg. È tutto per questa edizione, vi rimando ai telegiornali di questa sera, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.